Boom di interventi all'ospedale di Chioggia. Nel reparto di chirurgia diretto dal dottor Salvatore Ramuscello, le attività sono incrementate del 30% in meno di 2 anni, merito delle nuove tecnologie e di un'equipe potenziata. Gli interventi più praticati sono quelli al colon retto e alla mammella. C'è ancora tempo per iscriversi al Cursal Summer Contest, il concorso per solisti e band che si terrà il 16 luglio sul palco del Summer Festival di Mirano. In palio la produzione di un disco e di un videoclip. Iscrizioni e invio dei brani al sito cursalmusicsummercontest.net entro il 20 giugno. Piccoli vandali stanno seminando il panico a Mogliano. Sono ragazzini che si divertono a danneggiare l'arredo urbano, a spargere immondizia nei parchi, tagliare recinzioni e altre stupide bravate che oltretutto hanno un costo per la comunità. I cittadini chiedono telecamere di sorveglianza. Dopo anni di assenza le cicogne sono tornate, nel nord-est se ne contano una ventina e a Silea è nato addirittura il centro cicogne che ne studia le abitudini. Se l'uccello che porta i neonati fa il nido sui nostri comignoli è buon segno, significa che l'ambiente è ospitale e poco inquinato. Nel 2012 i vigili di Abano Terme hanno incassato 235.000 euro di multe, poco più del 2011. Metà degli introiti sarà impiegata nella manutenzione di strade, segnaletica e altre attività legate alla sicurezza, ma all'appello manca circa il 40% delle sanzioni, la gente non ha i soldi per pagare. Il passato contadino protagonista a Campodoro della Festa de Atrebbiatura, una delle prime che ha portato alla ribalta attrezzi agricoli, trattori e animali da cortile, una magnifica attrazione capace di richiamare ogni anno 20.000 visitatori. La 28ª edizione si concluderà martedì 18 giugno.